Oggi l'Emilia è di nuovo in subbuglio. Per le regionali sono state date delle regole nuove che hanno fatto arrabbiare la base e molti onorevoli 5 Stelle. Tanto che oggi qui, alla presentazione della candidata in regione, non c'è nessun onorevole emiliano. Noi siamo Rai 3 Ballarò. Ah, parliamo con Ballarò. Parlate con Ballarò, dobbiamo chiamare qualcuno. Avete avuto qualche problemino però qua in Emilia con le consultazioni regionali? Hanno espresso una linea di dissenso, vediamo come si evolvono, nello stesso tempo però mi risulta che siamo ancora interni al movimento, io sono convinta che siamo uniti. Non vuole rispondere? Sulla mia pagina di Facebook c'è scritto tutto. La persona che non vuole parlare con noi è Dario Pattaccini, al centro delle polemiche perché messo in lista nonostante sia stato candidato con l'Italia dei Valori, mentre è stato escluso per una nuova regola il consigliere regionale De Franceschi. Quello che si dice è che c'è un cerchio magico, no? Che alla fine decide e poi quello che viene deciso nel cerchio magico. Ad esempio cosa si decide? Ad esempio? Si decide per esempio di i candidati, ad esempio. No, di cambiare le caratteristiche che devono avere i candidati, i criteri. Vengono scelti da Grillo e da Casaleggio, che ci hanno sempre tutelato questo movimento, dandoci... Quindi non vengono scelti da voi, non viene scelto dalla base. Lei questa cosa qui la sanno anche i bambini. Perché i vostri onorevoli si sono lamentati come se questa fosse stata un'epurazione fatta a persona siamo in tanti, e non un criterio generale scelto in base alla bontà del criterio? La risposta è che siamo in tanti e ognuno ha la propria opinione, vota la rete. La cosa che sarebbe interessante capire, visto che lei dice che vota la rete, è come votano, chi vota, quanti votano. Il fatto che ad esempio si chieda l'ente terzo è un problema che lo staff ha bene a mente. Entro novembre, credo comunque entro la fine dell'anno, probabilmente sarà già disponibile l'ente terzo che certifica? Sì. La richiesta dell'ente terzo che certifica la correttezza delle votazioni è arrivata a Casaleggio proprio da alcuni suoi onorevoli, che oggi sono qui ad incontrare gli amministratori emiliani. L'ho sentito che è arrivato e che ha detto questa è una riunione di sovversivi. No, non è sentito male. Noi ci siamo messi in gioco per il Movimento 5 Stelle, ma per l'ideale, non per Grillo e Casaleggio. Io credo che di base a Bologna ci sia un problema, questo ormai è palese, è inutile negarlo. Ad esempio ieri c'è stato un incontro a Bologna che poteva essere un'ottima occasione per invitare Andrea De Franceschi, che simbolicamente passava il testimone alla nuova candidata, e questo sarebbe stato un segnale distensivo, invece non c'è stato. Ma i più agguerriti sono i parlamentari. Nella lettera che hanno mandato a Grillo e Casaleggio hanno anche dichiarato che non faranno campagna elettorale per il movimento alle regionali. La cosa che ovviamente non ci è piaciuta e che è ridicola è che l'incontro di oggi, che è una bellissima occasione per noi di vederci, di confrontarci, è stato dipinto come l'incontro dei ribelli, semplicemente perché c'è la mania dentro ormai il Movimento 5 Stelle di voler assolutamente... Le fazioni noi non le vogliamo, i dissidenti non esistono, esistono persone che hanno la testa e che sanno fare delle critiche puntuali e mirate nel momento in cui certe cose non vanno bene, perché il confronto che noi stiamo chiedendo e che cerchiamo all'interno del movimento non è perché dall'oggi al domani è stato escluso un consigliere regionale mettendo una regola che prima non c'era. Il punto è che come oggi tu puoi fare fuori una persona perché ti sta antipatica mettendo una regolina che prima non esisteva, dopodomani lo potrai fare con qualcun altro. Se all'interno del tuo movimento tu non hai un metodo che è condiviso e che è accettato dalla base, quel movimento si sfascia. E la scia del malcontento è arrivata anche in Veneto. Loro sono tutti attivisti, qualcuno ancora dentro, qualcuno si è sospeso, qualcuno è stato buttato fuori dopo le europee. Vigo, Sono di Adria. Vigonza, Padova. Anche qui lo scontento è esploso dopo l'arrivo delle regole per le candidature regionali, ancora diverse da quelle emiliane. Noi venivamo dal Movimento 5 Stelle di Grillo che diceva ognuno sia leader di se stesso, uno conta uno, e ci siamo trovati che conta uno, punto. Due. Le figure intermedie esistono, si interfacciano con lo staff, con i Grillo, Casaleggio e compagnia cantante, ma alla base riportano solo i divieti. All'inizio, no, quando era piccolo, era un movimento aperto, tutti potevano andare alle riunioni. Dopo, quando è cominciato il potere vero, quindi i 160 sono entrati in Parlamento, sono cominciate le dinamiche diverse, quindi sono cominciati dei meet-up chiusi di fatto, chiusi al territorio, aperti soltanto a delle persone che fanno riferimento a quel cerchio magico che diceva lui prima. Quando sono arrivati i 160 in Parlamento, in pratica noi gli avevamo fatto il lavoro, non servivamo più, e le persone che avevano votato avevano già dato, avevano messo quella famosa X, perciò siamo stati tutti sfruttati. Romolo Remo, Numa Pompilio, Tullo Stilio, Anco Marzio,
E dopo i re di Roma, sul prato del Circo Massimo, Grillo troverà anche la rivolta dei suoi gladiatori? Sarà un grande raduno, cari signori, un grande raduno. Vi aspettiamo!